Diritto alla mobilità, un valore costituzionale che rende effettivo il diritto allo studio, a raggiungere il posto di lavoro o l'ospedale, un diritto che in Veneto è sempre più limitato secondo il Partito Democratico, che contesta alla Regione di non indirizzare alcuna risorsa al trasporto pubblico locale. Rispetto a tutte le altre regioni che investono centinaia di migliaia di euro l'anno, la regione del Veneto investe 0 euro. Ora mi sembra un po' facile, soprattutto dalla regione regina delle richieste di autonomia, pretendere che sia sempre il governo a finanziare il trasporto pubblico locale senza metterci mai una lira. Con i soli finanziamenti dello Stato, senza contributi della Regione, le aziende finiscono per scaricare i costi sugli utenti, aumentando le tariffe o lasciando scoperte aree a scarsa redditività, privilegiando le tratte più frequentate, ad esempio dai turisti. La deregolamentazione è alimentata anche dall'alto numero di privati che opera in appalto. In Veneto abbiamo quasi 91 contratti con le aziende e più di 30 soggetti privati, escluso il ferro, quindi solo di aziende che fanno il trasporto su gomma e acqua. Capisce bene che è una giungla. Una giungla in cui il parco mezzi è vetusto e i lavoratori si licenziano nonostante le aziende del settore siano fra le prime in Italia per ricavi da traffico, secondo il PD, che chiede una regia effettiva della regione e maggiori investimenti. Non voglio far polemica, ma potremmo dire che se per dare della pedemontana si trovano, se per dargli al trasporto pubblico non si trovano.